Che a Marghera dobbiamo cementificare. In altezza. Prima cementifichiamo, la cementificazione prima va fatta per chiudere, per dare l'impossibilità all'acqua piovana di toccare la terra inquinata. Si chiama cementificazione, che ne dica qualcuno che vuol fare l'ecologista senza sapere nulla, a Marghera, come nella Ruhr, come in altri posti del mondo, di aree post-industriali, è il luogo maggiore, la cosa migliore da fare. E dopo in altezza. Certo, ci sono luoghi che resteranno portuali ovviamente, dove ci saranno i container, dove c'è la portualità, la logistica, altri che saranno dedicati alle fabbriche, alla nuova manifattura. Andremo a chiedere conto degli investimenti dell'ENI. Io ho parlato con Descalzi 4 mesi fa, non mi ha detto di nessuna dismissione della chimica. Adesso leggo una preoccupazione dei sindacati, sembra che Versailles possa essere in qualche modo venduta. Voglio chiedere, chiederemo chiarimenti. Il comune non ha, cioè attenzione, la città non ha nessuna delega sul lavoro, non ha delega a competenze economiche, ma noi comunque vogliamo sapere, perché dobbiamo dirlo ai cittadini, dobbiamo capire cosa possiamo fare, se possiamo dare degli ulteriori permessi, se possiamo rendere più appetibili le aree. Noi dobbiamo salvare l'occupazione.